È un derby ligure di vitale importanza quello del Miro Luperi di Salzana tra Fezzanese e Sanremese. Entrambe le formazioni non sanno più vincere, entrambe le formazioni hanno toccato la vetta della classifica e poi sono lentamente scese. Gli spezzini fino ai confini della zona play-out, i ponenti nei margini di quella play-off. Scalzi a ubriacare la difesa avversaria col suo suggerimento non raccolto da nessuna centroria e il vantaggio dei padroni di casa. Questi primi frame della gara, i verdi passano con Saporiti al 13° che risolve una mischia su punizione da sinistra di Baudi. Gli uomini di Ascoli ci mettono un po' ad organizzare una vera e propria reazione, tanto che il primo pericolo se lo crea da solo la Fezzanese, ma sul retropassaggio di Zavato Bleve in qualche modo riesce ad evitare quello che sarebbe stato un pasticciaccio brutto. Fase favorevole agli ospiti sulla discesa di Spinosa, alla mezz'ora al pareggio sembra cosa fatta, De Iulis apparecchia bene per la conclusione, il tiro termina incredibilmente a lato. E incredibilmente a lato anche il mancino di Calderone dal limite dell'area di rigore, a Bleve praticamente immobile. 4 cambi tra il primo e il secondo tempo per Nicola Ascoli e primo squillo della ripresa di melodia Fezzanotta con Baudi che prova a tornare a segnare davanti al suo pubblico ma non inquadra allo specchio della porta. Le immagini di Nico Cosentino ci raccontano di una Sanremese che passata la paura si fa rivedere dalle parti di Bleve che per poco non viene beffato da un cross sbagliato di De Montis. La mano del classe 2000 e soprattutto la traversa tengono il punteggio invariato. Spinosa alla mezz'ora sgoma e frena in aria, alto però il destro del numero 10 stranamente imprecise sotto porti Matuziani. Il finale ai connotati dell'assedio di Famagosta, a vedere per credere la giocata di Gagliardi che colpisce letteralmente Breve e la mischia con salvataggio sulla linea dopo il tiro cross di Pippo Scalzi. È l'ultima concitata azione della gara. Famagosta non cade come accade nel 500. La Fezzanese torna alla vittoria dopo 4 turni. Per la Sanremese secondo stop di fila, sconfitta edulcorata da quelle di Prato, Lucchese e Casale. Settimana prossima al Comunale arriva la Lavagnese.